Video appello a tutti i deputati che il 10 luglio saranno chiamati a votare il decreto sulle banche popolari venete. Luigi Ugone, mi presento, Presidente Associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Mario Zambon, Vicepresidente Associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Bene, le associazioni Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, assieme a tante altre associazioni e al coordinamento Don Torta, chiedono ufficialmente a tutti i deputati di tutti gli schieramenti di non votare il decreto del Consiglio dei Ministri riguardante la liquidazione delle due banche venete. Questo decreto nega il diritto riconosciuto dal Codice Civile a quasi 100.000 cittadini di far causa alla banca, la stessa banca che gli ha azzerato i risparmi. Un atto assurdo che sovverte i principi costituzionali, indegno di una democrazia. Vi chiediamo quindi, deputati, di non votare questo stupro dei diritti dei vostri cittadini. Sono Letizia Giorgianni e rappresento l'associazione Vittime del Salvabanche che ha combattuto in questo anno e mezzo a fianco dei risparmiatori azzerati, ingiustamente azzerati, delle 4 banche. Mentre Zonin fa shopping in via Monte Napoleone, assistiamo all'ennesimo decreto che privilegia le banche e penalizza i risparmiatori e anche i cittadini. Un decreto che di fatto non salva le banche venete, ma evita la galera ai responsabili di questo disastro che appunto possono fare shopping tranquillamente. Un decreto che ancora una volta penalizza pesantemente i risparmiatori, tradisce i risparmiatori, obbligandoli al loro destino, azionisti e obbligazionisti subordinati. Gli azionisti, che sono centinaio di migliaia, che non sanno neppure a chi poter far causa per recuperare il maltolto, e magari tra molti di loro ci sono anche vittime di truffe, di cattiva informazione o di profilature MiFID non adeguate. E poi ci sono gli obbligazionisti subordinati che ovviamente devono passare nelle forche caudine del rimborso se rientrano in determinati paletti e che hanno pochissimi giorni di tempo per chiedere la documentazione alle banche per poi poter accedere semmai al rimborso. Una via crucis che ben conosciamo, visto che l'hanno percorsa prima di loro i risparmiatori delle 4 banche messe in risoluzione e oggi vendute anche loro a un prezzo simbolico, a €1 a Ubi appunto, e sono i risparmiatori di Banca Etruria, Banca Marche, Cari Chieti e Cari Ferrara. Non solo, è un decreto che non salva le banche, che manderà a casa più di 4.000 dipendenti e che fa però un bel regalo a una banca, Intesa San Paolo, che compra appunto con €1 la parte attiva della banca, mentre lascia le magagne allo Stato che appunto dovrà esborsare. Alla fine si conteggia un massimale di 17 miliardi presi dalla fiscalità pubblica, quindi tolti dalle tasche dei cittadini. Francamente questo non è un decreto, ma è una follia, e l'associazione Vittime del Salvabanche starà a fianco dei cittadini delle banche venete. Molte associazioni si muoveranno, chi di fronte alla Camera a Roma il 10 di luglio, chi in altre forme. Chiediamo a tutti i cittadini liberi di manifestare in maniera palese una disobbedienza civile in segno di solidarietà contro questo stupro dei nostri diritti. Amici, il tempo delle battaglie solo su Facebook è terminato. È ora di dimostrare il nostro dissenso
in modo palese nel mondo reale a causa di un governo che non ci rispetta più.